Adesso una notizia di ultima ora: si nascondeva da diversi anni in una villetta in contrada Torotto tra Niscemi e Vittoria. Il capo di Cosa Nostra, Saruzzo Barrano, è stato arrestato dopo 13 anni di latitanza. In manette... Avvocato, Gonzalo. Giudice, ma che pensate? Che facendo così mi fate paura? Tu che pensi che qua tutti questi anni sono messo a giocare? Mi sono fatti gli amici e gli amici ci tireranno fuori, state tranquillo. Ma io ti ho fatto uscire e sai perché? Perché, Don Cesare? Sei stato sempre disponibile per la nostra famiglia e io non dimentico. Che cosa ne sai tu di mio padre? Che cosa ne sapete voi? Uno dice che faccio di porta a picciotta. Quindi la paura a buttare la mano al suo tempo, non so. Avvocato, Gonzalo. Assetto. Cara, armato. A sta manetta scava più grande non ce la vede. Un stato non me ne passa sordi. Giudice La Torre. Avvocato? No, lasci pure. Barrano, devi collaborare. Capisci o no che hai i tuoi ergastoli? Decca, non ne esci più. Giudice La Torre. Il mio assistito parlerà solo nelle sedi opportune durante il processo. Avvocato, io lo so che voi state facendo il vostro lavoro, ma da ora in poi me la sbrigo io. Giudice, ma che pensate? Che facendo così mi fate paura? Oh, Barra, stai attento a come parli. E davanti a te non hai uno dei tuoi soldati, ma un magistrato. Avete insegnato bene il vostro poliziotto. È bravo. Calma, De Lucio, calma. Non abbassiamoci ai loro livelli. Ricordatelo. Mi scusi, dottoressa. Avvocato Basile, ritengo opportuno che lei faccia presente al suo cliente che sarebbe più giusto collaborare. E allora che parlo arabo? Forse non mi capite. Parlo un'altra lingua. Vi ho detto vi potete rivolgere a me. Il mio avvocato, lasciatelo in pace. Ma collaborare di cosa? Che ogni giorno spuntino nuovi reati, nuovi morti ammazzati. Hanno ucciso qualcuno che è stato Saruzzo Barrano. Tutto Barrano. Tutto Barrano. Ah sì, Barrano, allora non ne sai niente della scomparsa di Massimo Calandra. Abbiamo trovato una sola scarpa. Guarda caso, una foto dove teneva in braccio vostra figlia. A mia figlia non la dovete nemmeno nominare. Non vi permettete a metterlo in mezzo. Se no qui dentro succederà una strage.
questo è un carcere di massima sicurezza. Dove vuoi arrivare? Avvocato. Gonzalo. Sbirro de merda. Silenzio! Oh, silenzio! Don Zaro, Dimmi, Tore. ho paura di passare tutto il resto della mia vita qui dentro. Non ti preoccupare. Tu che pensi che qua tutti questi anni sono messo a giocare? Mi sono fatti gli amici. E gli amici ci tireranno fuori. State tranquillo. Grazie, Don Zaro. Gonzalo, la farò uscire da questo posto. Cutamanna. Don Julius de Caesar la vuole fuori da questo inferno. Dietro il cortile troverà una porta aperta. Vada sempre dritto. Ma come faccio? Fuori c'è l'oceano. Troverà una barca ad aspettarla. Attendo il mio segnale. La cella la apro io adesso. Io da qua non me ne vado, almeno che fate uscire i miei picciotti. Non si preoccupi, era già tutto previsto. Ok. Saverio! Alessio! Avvicinati! Devo. Caruso, che ne pensate di andare a prendere 2 caffè, A stanotte non può dormire completamente. Che mia figlia ha fatto un bordello. Olino, ma se lo sai che in servizio non ce lo fanno fare, non è possibile. E poi dobbiamo controllare queste 4 bestie qua, dalla mattina alla sera. Non possiamo. Ma dai, Saverio, che dove devo andare? Non è che può succedere niente che scappano questi qua. Sono chiusi là dentro, c'è lui. Andiamo a prendere sto caffè, così si sveglia un pochettino Poverino. Dai, andiamo. Andiamo a prendere questo caffè, dai.
Che cazzo è successo? Lino! Lino! Oh Lino! Ma che è successo? Il cancello pure aperto, ma... Cosa è successo? Cazzo è successo? Ma che cazzo hai fatto Lino? Che è successo? Lino, ma che cazzo hai fatto Lino? Che cazzo hai fatto? Ci hanno rovinato a tutti! Siamo rovinati tutti! Ma chi ne ammazzano? Io c'è una figlia, chi ne ammazzano la mia? Tutti abbiamo famiglia Lino, tutti! Ti rendi conto che Tutti siamo rovinati! C'è rovinato. Mi dispiace Lino, ma è l'unica cosa che posso fare. Mi dispiace Lino. È l'unica cosa che posso fare. C'è rovinato Lino. Ha chiarato Don Saruzzo, ha chiarato Picciotti, ha chiarato Gonzalo, vi aiuto io.
Don Saro. Salve. Qua siete? Sì, qua sono. E gli altri dove sono? Adesso mi raggiungono. Prego, accomodatevi. Grazie. Prego, Don Saro. Questa è la camera. Fatevi una bella doccia, ci vediamo dopo. Grazie. Prego. Buonasera, benvenuti a questa edizione straordinaria del TG, di questa cronaca per la notizia di ultima ora, perché evaso questa notte il capo di Cosa Nostra, Rosario Barrano, è scappato dal carcere di massima sicurezza dell'Asinara. Assieme a lui altri 2 detenuti, Salvatore Dessino e Giuseppe Nonnis, detto Malacarne. Gli inquirenti stanno cercando di capire come hanno fatto a fuggire da una struttura così importante e costruita anche per ospitare i detenuti con il 41 bis. A lui sono stati addebitati i più grossi delitti di mafia degli ultimi anni. Barrano e gli altri 2 hanno fatto perdere però le proprie tracce. Una fuga definita sconcertante, una fuga definita molto grave dal giudice che ha preso un impegno, fare piena luce sulla modalità dell'evasione, chiedendo spiegazioni immediate anche al governo e continuare la caccia di Barrano. Il capo di Cosa Nostra era in attesa della pronuncia definitiva della Corte Suprema di Giustizia, alla quale si erano rivolti i suoi avvocati, dopo che nel giugno scorso il Tribunale d'Appello aveva confermato l'autorizzazione al trasferimento al carcere di Bicocca a Catania, per evitare la quale il boss è arrivato persino ad insultare un giudice durante il dibattimento, sperando di far sospendere il processo. Inserito nell'elenco dei 5 latitanti in Europa di massima pericolosità, Barrano aveva girato in lungo e in largo per la Sicilia fino a stabilirsi negli ultimi anni in una villetta tra Vittoria e Niscemi. L'appello della magistratura è quello della collaborazione del popolo italiano, ma non solo, a far sì che il Barrano venga riconosciuto e segnalato alle forze dell'ordine. Bene, grazie della vostra attenzione, ci sentiamo più tardi per gli ultimi aggiornamenti. Avanti. Prego, accomodatevi. Don Saro, io devo chiedervi una grande cortesia per mia figlia, che vi volevo presentare. Ma dove entrare? Diane! Piacere, Don Saro. Diane. Piacere mio. Una bella figliola tenete. Grazie. E a proposito del fatto che è una bella figliola, la ragazza viene importunata, molestata e perseguitata da un ragazzo del rione Bordonaro. Come si chiama sto picciotto? Angelo De Caro. Ci penserò io. Potete andare. Don Saro, grazie. Don Saro, salutiamo. Don Saro, che facete qua? Come vi porta? Salutiamo Don Saro, che facete qua? Angelo, dimmi una cosa. Ma conosci a Diana? Sì. Mi dici che fastidio ti porta la picciotta? Io una paura a buttare la mano al suo tempo, Don Saro.
Carogna! Oh, Gonzalo, Oh, boh. stiamo calmi, Gonzalo, non succede niente. Non dure con chiù! Apro solo tanto avverto chiù! Che avocca mi spacco? Siamo in ospedale, guarda come commanà, all'ospedale, manna. Allora ragazzi, oggi parleremo ancora dell'equilibrio chimico. La volta scorsa abbiamo visto come la variazione di concentrazione di una o più specie presenti all'equilibrio incidono su questo equilibrio e oggi considereremo invece la variazione della pressione, nel caso in cui parliamo di un equilibrio omogeneo allo stato gassoso. E prendiamo sempre, non a caso, la reazione di sintesi dell'ammoniaca a partire dagli elementi che la costituiscono. Vi ricordate? Quindi scriviamo azoto più idrogeno in equilibrio con ammoniaca. Stupido! Bilanciamo questa reazione e dobbiamo avere un 3 come coefficiente dell'idrogeno, vero? Quindi, Basta, la vuoi smettere? Che succede, ragazzi? Professoressa, Mara si arrabbia per niente, ho lanciato solo 2 pallottole di carta, mentre suo padre, invece che ammazza tutta quella povera gente con altri tipi di pallottole. Che cosa ne sai tu di mio padre? Che cosa ne sapete voi? Aspetta. Ragazzi, ma vi sembra questo il modo di trattare la compagna? Ma che colpa ne ha? Me lo volete dire? Ispettore, che succedeva? De Nicola, la fuga di Barrano mi ha scombussolato la vita. Ispettore, alla mobile, abbiamo persone con i controcoglioni. Non vi preoccupate, lo pigliamo. Allora non hai capito niente, De Nicola. Me lo spieghi tu come ha fatto a scappare Barrano da un carcere di massima sicurezza? Avanti, spiegamelo. Ispettore, non ho capito quando volete trovare.
Voglio arrivare al punto che secondo me all'interno abbiamo un infame. Ma che state dicendo? Che state dicendo, ispettore? Sono anni che faccio questo mestiere e ho capito come funziona Cosa Nostra. Ho studiato i loro movimenti, il loro modo di agire, il loro modo di pensare. 1, 2, 3, la ma pigliare. Ispettore, avete una vita che sogno accanto a voi. Ma che non siete pure buono, non sogno una fammanetta. E vi giuro, perché come state dicendo, sull'anima dei miei figli, sul piglio, ci mangi i coglioni. E allora che stiamo aspettando? Andiamo a prenderli. Ecco, aspettiamo, fuiamo. Sarozzo! Don Cesar, Accomodati. se non vi dispiace vorrei rimanere in piedi. Ma vuoi? Vi ringrazio. Non c'è problema. Ti sei fatto prendere. Diciamo che alla fine me la cavo sempre. Ma io ti ho fatto uscire e sai perché? Perché, Don Cesar? Sei stato sempre disponibile per la nostra famiglia e io non dimentico. Le vostre parole mi riempiono il cuore di gioia. Vuol dire che ancora oggi c'è qualcuno che crede alla parola di un uomo, ma non di un uomo qualsiasi, ma la parola di un uomo d'onore. Sarozzo, io uomo di mondo sono. La fiducia si coltiva tempo dopo tempo e sai come? Come? Mettendo alla prova le persone. E tu non mi hai mai deluso, sai? Certo, prima eri un soldato, oggi ti sei preso tutto. Amone, Don Giulius, mi avete fatto uscire per quale motivo? Che cosa avete in mente? Sei sveglio, Saro. Te lo riconosco. Gli amici tuoi, dopo la tua cattura, hanno iniziato a farsi un giro tutto suo. E questo alla famiglia americana non piace. Parliamoci chiaro. Tu sei che comandi nella tua terra e non sta a me sistemare le tue cose. Ok? Ma a te mi devo preoccupare. E a pensare che a quei due falliti li ho aiutati pure in commissione, mettendomi dalla loro parte. Avete detto bene, Don Cesar, è un mio problema. Se non vi dispiace adesso vorrei andare. Ho finito. It's okay, I'm through. Salutamo. Picciotta, fategli capire a Ciccio Maziello e a Carmelo che prima di sparare hanno chiesto il mio permesso. Don Zar, non vedo l'ora. Amone. Papà, sei qua! Papà, sei venuto a prendermi! Amore mio, Sei venuto a prendermi! te l'avevo promesso. Come stai? Tutto bene? Ti sei fatta bene? Bellissima, sei più grande, amore mio. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Andiamo. Papà, guarda, me l'ha regalato la zia. Come mi sta? È bellissimo. Tu sei bellissimo, amore mio. A proposito, papà, il cavallo che mi hai regalato l'ho dovuto regalare. Dice la mamma che era troppo impegnativo. Non ti preoccupare, amore mio, ne compriamo un altro. Papino, la mamma è
Ultimamente volevo partire per la Svizzera, la nonna sta poco bene, mi ha lasciato qui con la zia. Mi dispiace, non ti voglio vedere, ti amore mio. Che ne dici, ci facciamo 2 spaghetti come una volta, come ai vecchi tempi? Sì, vado a posare il vestito. Vai, ti aspetto, dai. Io intanto preparo, eh. Brava! Hai imparato, ah! Adesso sei diventata grande. Sì. Ah, ti do la mano io. Amore, 3 piatti. Papà, sta arrivando la zia, mi ha chiamato. Ah, mi fa piacere questo, non me l'avevi detto. Ciao Rosario. Oh, Giusy. Come stai? Bene, ti trovo bene. Come sta tua mamma? Insomma, sai, le dà avanza, la malattia anche. Vabbè, pazienza. Senti tu, stiamo pranzando, stiamo vedendo... Perché no, perché no? Però ho una condizione. Dimmi. Continuo io. Vai, ci fa piacere. Senti te parla con papà, dai. Giulia, che dici Giulia? Tutto a posto. Con lei sempre esci? Sì. Andiamo, giriamo, facciamo Ma mi dicevi che era matta però l'ultima volta. Sai, le amicizie. Vabbè, a scuola papà? Tutto a posto, prendo ottimi voti e sono molto brava. Hai visto tutta tua pace. Amore, all'acqua papà. Papà, scusami, me la sono dimenticata. Ascolta, ho portato anche il vino. Va bene, lo prendo. Vai. E io ti dico che hai preso del papà. Adesso tua mamma hai preso e dimentichi le cose. Oh no, vabbè, poi lo apriamo, dai. Maria. E io mi voglio mettere qua, ma perché me lo metti qua sto tovaglio? C'è tutta tua mamma, se te l'ho detto io. Ah, allora raccontami, a scuola hai detto che hai preso buoni voti. Sì. Io prima di andarmene avevo parlato col professore di fisica. Mi ha detto Barrano, sua figlia è tutta suo padre. È quella che ha appena detto, ti ricordi? Sì. Invece la tua materia preferita qual è? Matematica. Perché la matematica, papà? Perché i numeri, le addizioni, sottrazioni, espressioni. Mi piace. Bravo. Ma io volevo una figlia che diventasse avvocato. A te che ti piace farlo, papà? Papà, a me non mi piace essere avvocato, cioè... Mamma mia. Ma che strada vuoi proseguire non l'ho capita ancora io. Non lo so, Non magari... ti preoccupare, sei piccolina ancora, dai. L'importante è che non ti fai fidanzata adesso perché papà è geloso e tu lo sai, eh? Va bene, papà. Passa l'acqua, dai. Beviamo un po'. Ah, bevi tu, papà. Fa bene. Vabbè, dai, ma quando si pranza
Gio. Pronti, siamo pronti. Ti sei proposta, faccio io. Pronti. Mamma che spaghetto con sugo. Ti sono mancati. Lì dentro non è che è una bella vita. Brutta vita, papà. La genese fa più grande. Piacciono gli spaghetti, no? Sì. Che ti ho detto poco fa? Tutto dal papà. Allora. Padre, figlio e Spirito Santo. Buon pranzo a tutti. Buon pranzo. Che buonissimi. Che brava cugnata. Sono piaciuti? Non mi piacciono. Ti piacciono? Piaciuti quando finiscono, lo posso dire. Ma ci guardiamo un film? Sì, certo. Ma accendi sulla televisione. Se la tengo in spenta, poi facciamo papà. Che film vediamo? Ci guardiamo un film. Mi stavo vedendo in realtà un film di una tata magica. Basta ce lo vediamo, papà, dai. Come si chiama? Mary Poppins. Vediamolo, dai. Basta che siamo assieme, papà. A me non ti lamenti mai, va? Se mi ti lamenti, papà, dov'è? Non sei con me. Boh, ci guardiamo un film insieme oggi. No. Questo formato è troppo salato, eh? Tanto. Dov'è ancora? No, basta. Le posso.
Don Saro mi segue. Prego, assettati. Mustafa, spero che questo viaggio che avete affrontato non vi abbia dato alla testa. Tutto il tempo che sono stato dentro, i miei picciotti mi hanno fatto sapere che voi non avete rispettato i patti. Avete diminuito il carico e aumentato il prezzo. Così, di testa vostra. Noi siamo stati abituati a fare gli affari solo con voi. E se voi non eravate presenti, la colpa non è la nostra. Mustafa, ma che siete venuti dalla Colombia per prendermi per il culo? Che io ero dentro, ero fuori, i patto su patto. E se avevamo pattuito il 10% deve tornare. Che sia ben chiaro, Mustafa, la mia non è una proposta. E se la cosa non vi sta bene, potete tornare a fare gli affari fuori dall'Italia. Magari nella giungla, sopra gli alberi, come le scimmie. Ok, Don Saro, siete stati molto chiari. Io sono Seiz Mustafa, non sono una scimmia. Salve. Ispettore De Lucio. Salve, prego. Come vi posso aiutare? Lo conosci a questo? No, non lo conosco. A Durbon? Non lo conosco. Sei sicuro? Sicuro. Sono rotte le palle, zio. Oh, A non lo conosco, l'ho detto. Sei sicuro? Al 1000 non lo conosco. Ma sei sicuro? Guarda che facciamo Sì. chiudere il locale, tutto cose. Allora, facciamo una cosa. Guardalo bene. Qua c'è il mio numero. Se ti dovesse ritornare la memoria, mi chiami. Ci siamo capiti? Va bene. Andiamo. Arrivederci. Arrivederci. Don Saro, vedete che è venuta qui la polizia. Vi cercava. Pronto, ma la carne? Porta un fiorozzo Ciccio Masiello e a Carmelo. Così domani quando arriva Don Giulius De Cesar, sa con chi ha a che fare. Dopo organizziamo un altro incontro con Colombiano. Allo stesso posto e stessa ora. Così cerchiamo di capire con chi hanno deciso di schierarsi. Ah, un'altra cosa. Qui comincia a fare un po' di freddo. Trovami un altro posto. Vede che questo numero non è più sicuro. Basta, basta! Sono stanco. Barrano è libero di girare, di uscire con sua figlia, di andare dove vuole. Gira la Sicilia, da Palermo a Messina e da Niscemi a Corleone. E io devo fare le carte bollate per prendere. Boh, ispettore, tranquillo che lo prendiamo. Ma che prendiamo e prendiamo? Non vedi che ci hanno lasciato soli? Perché Barrano libero, fa comodo a tutti. E mi hanno rotto la minchia, mi hanno rotto.
prego. Don Cesar. Saruzzo, mi è arrivata la bella notizia. Non avevo dubbi. Io domani riparto per America e so cosa dire alla nostra famiglia. Ah sì? E cosa andrete a dire? Che in Sicilia sappiamo a chi affidarci. Don Cesare, che sia chiaro, io ho fatto ammazzare a quei due per il mio piacere personale e non perché qualcuno me l'abbia comandato. Ora se vogliamo parlare di affari. Accomodiamoci. Non oggi. Non oggi. Ah, dimenticavo. Quando domani ripartite, mettetevi un cappotto perché fuori c'è un po' di freddo. E minchia. Cazzo. Saro Barrano si è messo in testa qualcosa più grande di lui. Non lo perdete mai di vista. Terroni. Sarà fatto, Don Cesar. Ok. Grazie Camilla. Fai una cosa, porta un'altra portata, perché sto aspettando ospiti. Come desidero. Grazie. Senti, chi è fame? Però per educazione bisogna aspettare gli ospiti. Mustafa, spero che in questi giorni hai riflettuto. Prego, assettati. Grazie Don Saro. Sì, ho parlato con la mia gente e ho fatto capire che in Italia possiamo solo affidarci di una sola persona. E sarebbe? Voi Don Saro. Però deve chiedervi una cortesia. Sono tutto orecchie. Dimmi pure. Da quanti siete dentro abbiamo avuto pressione della famiglia turchese. I fratelli turchese, se non si accontentano, torneranno nelle loro piazze a fare gli affari. E se non sono ancora felici, vuol dire che sarò costretto a fare una statua alla loro memoria, però a Camposanto. Prego, Don Saro. Grazie. Grazie. Bevete un po' di vino. Bevete un po' di vino.
mi segui, Don Zaro? Salutiamo. Come, tutto a posto? A posto, a posto. E che è così? Salutiamo, Don Zaro. Ciao Franco, come va? Tutto a posto, grazie. E che è così? Come vedete oggi sono qui vivo e vegeto, ma soprattutto attento. Le cose come vanno con la famiglia? Riesci a mangiare la pizza? Riesci a sfamarli? Si è risolto tutto o sbaglio? Don Zaro, rientravo alle 7 di sera, portando la fame a casa. Grazie a voi, posso dire che ora posso andare tranquillo a dormire. Anche la BMW nuova mi sono comprata. E invece qua abbiamo uno dei due fratelli turchese che grazie a me hanno ottenuto il 10% degli affari della cava sorciana. E mentre io stavo dentro si sono messi a fare gli affari con i colombiani, senza che io sapiva niente. Vero, fra? Don Zaro, io sono un uomo d'onore e mi dispiace tantissimo quello che è successo. Quel pazzo di mio fratello mi aveva detto che si era messo in contatto con voi e non immaginavo che arrivava a tanto. Lo so, fra, tu una persona dignitosa e rispettosa sei. Se ho convocato solo te, non tuo fratello, c'è un motivo. Tuo fratello tu, un pezzo di verme, e i vermi devono essere scacciati. Però, fra, devo avere prova che ritiamo posso fedare. Devi scegliere. O tuo fratello, o la famiglia di Cosa Nostra. Io la mia scelta l'ho fatta allora. Padrino. Ora abbiamo un altro problema da risolvere, picciotti. C'è uno sbirro, un poliziotto, che mi sta dando la caccia. Un certo ispettore De Lucio, che sta rompendo la minchia, chiedendo informazioni in giro, di me e di mia figlia. Se dovesse arrivare nel tuo locale, devi rispondere che a Don Zaro Santo dovrebbero farlo. Fran, me lo devi portare qua. Lo voglio vivo. Don Zaro, sarà un vero piacere. E te vinna, va? Oh, amo, grazie, che ci voleva. Zucchero l'hai messo? Sì, papà, 2 cucchiaini, proprio come piace a te. Grazie. Grazie, Jamie. Prego, papà, ti serve altro? No, a posto così, grazie. Kaya, adresa che stai Kaya.
Sono arrivati. Don Saro, i miei rispetti. Sempre in forma. Questa è la passione e l'abitudine di ogni siciliano. Quale? Quella di seminare qualcosa nella terra in cui sei nato. E soprattutto tieni tanto. Ma anche quando pensi che qualcuno ti vuole fregare, si vuole prendere i meriti altrui. Don Saro, nessuno vuole prendersi i vostri meriti. Don Giulio si vuole solo assicurarsi che gli accordi presi filino lisci e senza problemi. Ma in questo momento stai parlando con la tua lingua? O con la lingua di quel fituoso? Don Saro, io sono una persona molto devota a Don Giulius De Cesare. Lui mi ha cresciuto e mi ha aiutato sempre e in tutto. Florin, anziché accontentarti di cose piccole, potresti pensare in grande. Che volete dire? Parlate chiaro. Ti sto dicendo che magari torni nella tua terra, a Palermo. Potrei metterti a capo della famiglia dello Zen. Dove sei nato? Come fate a saperlo? Io tutto saccio. Non preoccuparti di rispondermi adesso. Pensaci un po'. Venite con me, vi accompagno. Ispettore, ti vedo preoccupato. Che problemi ci sono? Che problemi ci sono, vicequestore? Sono stanco. Stanco di girare a vuoto. Stanco di non trovare niente. Abbiamo girato la Sicilia come un calzino, da Palermo a Messina, da Niscemi a Corleone, e non abbiamo trovato niente, nessuno niente sa. E vuole sapere la chicca? La figlia di Barrano si permette di girare, di andare a feste e festini, e noi non troviamo nulla, ma non perché non vogliamo trovare Barrano, perché qualcuno non vuole che lo troviamo. Sono stanco di ste cazzate! Sono stanco! Cazzate? Ma perché lei non lo sa, non se lo immagina? Sono gli stessi che non ci hanno mandato aiuti. Non ci hanno mandato neanche l'esercito per cercare Barrano. E siamo 4 gatti che giriamo la Sicilia. Ma come lo dobbiamo trovare Barrano? Sto diventando nervoso. Tutte le piste bisogna girare. Ma io una non trovata! Una non trovata! Venite qua! E mi faccia vedere. Mi sta scola da trovare! Si nasconde! Ispettore, il vicequestore aveva ragione. Nella pista che non abbiamo valutato. E allora, cari amici, armatevi i succioli e andate a cercare. Rizzi, andiamo, che oggi è la giornata giusta. Arrivederci, vicequestore. Buon divertimento. Che stress. Fra, che tu porta la compagnia cioè per parare a puttana frate? Ciao, ma frate.
faciste una frase. Fra, ma scusate sai perché tu capisci sto gesto, ma tu sai come funziona cosa nostra. Ma scusate, spero che mi perdonerai. Dovremmo a cacciandare, ma fra, perdonami. Ciao fratello. Amore. Bellezza che sforna questa terra. Un terreno è buono. Don Saro, salutiamo. Lorenzo, ti vedo abbastanza lucido, come stai? Bene, Don Saro, vi ringrazio. Hai preso una decisione? Sì, Don Saro. Sapete, da quel giorno che sono venuto a trovarvi, non sono più riuscito a chiudere occhio e a pensare alla vostra proposta. E quindi che hai deciso? Ho deciso che voglio tornare nella mia terra, ma non più da picciotto, ma da capo. Grazie. Bacino. Hai fatto la scelta giusta. Ora mattina, Florina, che devo dare una sistemata a questa bellezza, chi sta a vera ricchezza. Ispettore, ma chi non è a figlia Barà, non sbaglio. Non sbagli, Virzi, lei. Certo, tutta una tattica. Entrare e uscire da scuola in orari diversi, così da non essere visti. Presto seguila. Ispettore, che facciamo? Li chiamiamo i rinforzi? Virzi, se là dentro c'è Barrano e tu chiami la centrale, la talpa lo avviserà di certo. E noi avremmo perso mesi di lavoro. Lascia fare a me. Ci penso io. Ispettore, ma che sta dicendo, ispettore? Porca puttana! Tu torna in commissariato e tienimi sott'occhio il commissario Caputo.
che su di lui ho forti dubbi. Vai tranquillo. Ci vediamo dopo. C'è Donzaro che ti aspetta. Ecco, sbarro. Ecco. Un pezzo di crocchè. Vabbè no. Amani! Buongiorno Donzaro. Puoi portare a sto sbarrone. Aspetta, tu sbire. Salutiamo, Donzaro. C'era bisogno di fare tutto sto macello. Donzaro. Questo potere ammazziamo, frate. Vi dimostro la mia fedeltà. Usaccio, fra. Mi fido e mi fa dare. Lasciateci da solo. Ok, Donzaro. Ne hai famiglia? Figlia? Moglie? Piccirino ne hai? No. E questo sta a dimostrare che non avete niente da perdere. Non pensate, non riflettete. Mi dispiace tantissimo. Vedi, De Lucio, se tu vuoi giocare a fare lo sbirro, fallo pure. Ma la famiglia non si tocca, la devi lasciare in pace. Marrano, ormai ho capito tutto. Non si scappa da un carcere di massima sicurezza. Da soli, senza aiuto di nessuno. E dimmi, c'è il commissario Caputo di mezzo? Dimmelo, ormai me lo puoi dire. Senti, De Lucio, le domande le faccio io. Il coltello a parte del manico ce l'hai io, noto. Quindi devi ascoltare che io che te dico io. Se vuoi rimanere vivo, almeno per ora. Oh, caro ispettore. Vede, ispettore, a me lei mi ha dato fastidio, ma non poco, di più. Ce l'ha presente quelle mosche che girano e si mettono in una orecchia. Ispettore, sei stato peggio. Che c'ha nella testa? Minchia, ci fecero male. Che sei una pecciotta, su tosta. Monnezza. Monnezza. Perciò sto pezzo di merda tutto ha capito. Donzaro, a sto sbirro di merda, ammazziamo. Non uomo dei coglioni. Però no. Ispettore. Come? Ripigliassi la botta, ispettore. Ma bella sta raccolta, magari la raccolta non l'avete fatto. Sì. Bravo. Minchia, sappa bella. È una serata di divertimento. La voglia, ne divertiamo. E bravo tutti i picciotti, vero? Oggi voglio essere una persona buona. Siccome tutti dicono che sono tinto, cattivo. Voglio fare buono, è una condizione.
mi deve rompere più la minchia, né a me né alla mia famiglia. Caccia il mio figlio, c'è che era cognato. Guarda che bello il suo pezzeretto, bello, si diverte. Non divertiamo, sai, non divertiamo. Buono. Mica ballare, vivere. Ti svego così puoi tornare a casa. Adesso vieni a cercare. Come non si coglie? 90 giorni si coglie. 90 giorni si coglie? Sì, dopo che c'è andato. Oh, Don Zar, ha saltato 5 minuti con noi. No, Picciotto, sembra sediato, invece dai tanti chiede su niente che ne è stanco. Don Zar, ma come finire con questo sbirro? Che decisione vuoi fare? Che decisione pigliaste? Ho lasciato andare, fra. Ma come l'avete lasciato andare? Avete fatto un errore grandissimo. Don Zar, un sbirro vuole venire in galera a marcire. Ho fatto la scelta giusta, senza certo. Ma capito, Don Zar? Mica che dolore di panza. E come vi tenete la mano sul fianco? Ma fa male. Oh, ma che c'è una cotadata, Don Zar? Oh, vuoi venire a sentire sto sbirro, vuoi venire a sentire sto sbirro? Dottore, arrugginitemi subito, la donna c'è una cotadata. Subito, immediatamente, dottore. Capo, stiamo aspettando. Forza che stiamo male, dottore. State calmo, don Zar. Sta arrivando un dottore, sta arrivando. State calmo, non va a fare caso,